Stiamo preparando un piano sanitario per la cosiddetta fase 4, per la quale prevediamo di schierare l'artiglieria pesante, l'annuncio di Zaia per le misure da adottare in autunno con l'eventuale ritorno del virus e per affrontare l'influenza. Per un attimo ho avuto paura che potesse essere una strage. Dall'unità di crisi di Marghera, lo pneumologo Andrea Vianello dell'azienda ospedaliera di Padova racconta come il modello Veneto ha saputo ridurre contagi e decessi. Chiedono più diritti e stipendi adeguati anche a Padova, come in altre città italiane. Questa mattina si è svolto un flash mob degli infermieri. Drammatica conta dei danni a Pederoba per la bomba d'acqua di ieri, centinaia di migliaia di euro le prime stime, 3 anni per mettere in sicurezza il Monfenera. All'ex caserma Serena tra Treviso e Casier la quarantena forzata crea ulteriori tensioni tra gli ospiti. L'ultimo episodio sabato notte, quando sui richiedenti asilo la LUS 2 valuta di effettuare un nuovo giro di tamponi. Mercoledì al via la maturità con la maxi prova orale. Oggi ritorno dei docenti in aula ad attestare gli strumenti e procedure anti-Covid. Il volo del santo e l'emozione di una giornata storica. Stasera Ring tra i temi, sotto i riflettori anche il bilancio della festa di Sant'Antonio raccontato in diretta da Media Nord-Est. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque in primo piano il sondaggio sugli stati generali. Sono la svolta, lo vediamo adesso in sovraimpressione, sono la svolta per le riforme profonde. Se siete d'accordo potete votare il sì, quindi comporre il numero 0422162691. Se invece non siete d'accordo fatelo 0422162690. La chiamata è gratuita e l'esito di questo esito ve lo forniremo nel corso della nostra trasmissione Ring di questa sera. Dunque lo avete sentito dai titoli, il Veneto si prepara ad affrontare la cosiddetta fase 4 dell'emergenza coronavirus. Non è possibile prevedere se il Covid-19 avrà una recrudescenza in autunno, ma la Regione metterà in campo tutte le forze sanitarie disponibili ad affrontare qualsiasi scenario. Abbiamo chiesto un piano per la fase 4, come la chiamo io, no? E quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Pensate che sarà una fase comunque complicata. Entro il 15 luglio, convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico, il Veneto avrà un piano sanitario ad hoc per prepararsi a qualsiasi evenienza. Se infatti al momento non è possibile prevedere se, come e quanto il Covid-19 potrà avere una seconda ondata quest'autunno, la Regione si prepara comunque ad affrontare i possibili scenari sia nella fase della diagnostica che in quella della cura, attraverso un piano che replicherà come base i numeri portati ai massimi nell'emergenza coronavirus. Se avevamo 1600 posti potenziali di malattie infettive, tornano i 1600 posti di base, i 5 ospedali chiusi ma che sono lì arredati, che basta andare lì e dargli una spolverata, hanno tutti i letti nuovi, i vecchi ospedali riaperti, si riaprono pronti all'uso. Le 400 terapie subintensive del Veneto, anche di più, ci sono le 825 terapie intensive, che poi sono un migliaio, perché vi ho già detto che abbiamo respiratori in magazzino, noi le attrezziamo. Nel frattempo il Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione le nuove linee guida regionali per la ripresa delle scuole. In settimana ci sarà un nuovo vertice tra presidenti di regione per fare un ulteriore tagliando alle linee guida, perché, come ha detto Zaia, la fase 2 è in continua evoluzione. L'impressione generale è che comunque il 15 luglio rappresenti la data in cui addirittura potrebbero essere sospese le decretazioni, ma come detto occorrerà sempre mantenere la guardia alta. Questa è la fase, come l'abbiamo definita, della convivenza, no? L'alternativa qual è? Restare tutti chiusi in casa e aspettare che il virus se ne vada da solo, però non siamo nelle condizioni per fare questo, moriremo di crisi isteriche piuttosto che di fame per qualcuno, insomma, o di altri motivi. Per un attimo ho avuto paura che potesse essere una strage, che in Veneto il coronavirus assumesse le proporzioni della Lombardia. Dall'unità di crisi di Marghera, lo pneumologo Andrea Vianello dell'azienda ospedaliera di Padova racconta come il modello Veneto ha saputo ridurre contagi e decessi. Io veramente mi sono fatto l'idea che poteva essere una strage che con il concorso di tutti è stata evitata.
Ripercorrendo le vicende degli ultimi mesi non nasconde i momenti difficili vissuti durante l'emergenza Covid-19. Il dottor Andrea Vianello, pneumologo, membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, nonché direttore dell'unità operativa di fisiopatologia respiratoria all'azienda ospedaliera di Padova. Se non avessimo preso tutti i provvedimenti organizzativi che abbiamo preso, abbiamo rischiato che ci fosse un numero di morti estremamente superiore a quello che abbiamo avuto, ne sono convinto. Quanto superiore, se posso permettere? Guardi, come ho detto prima, a Padova ci sono stati 360 pazienti dimessi con Covid e 60 deceduti. Io penso, vedendo anche le esperienze di altri ospedali, che quel numero di pazienti potrebbe essere stato magari il doppio o il triplo dei decessi. L'emergenza è stata affrontata su 3 piani. Un piano tecnico, sfruttando tutti i dispositivi tecnologici disponibili per curare i pazienti fuori dalle terapie intensive, da riservare solo ai casi molto gravi. Un piano organizzativo, con molta flessibilità e integrazione tra reparti. E un piano umano, non isolando i pazienti dai familiari. Lei per la sua professione naturalmente deve mantenere freddezza e razionalità, ma c'è stato un momento in cui ha avuto paura personalmente? C'è stato solo un breve momento in cui ho avuto paura che la situazione sfuggisse di controllo e che ci trovassimo quindi a vivere delle circostanze simili a quelle che sono state vissute in Lombardia, ma è stato un periodo brevissimo, direi di qualche giorno. Quando? Vorrei dire verso metà marzo. Oggi la situazione è molto diversa, ma l'attività di questi mesi ha contribuito ad una crescita e presa di coscienza che rappresentano un patrimonio spendibile dovesse ancora manifestarsi un'emergenza simile. Avanti tutta con i tamponi è lo slogan con cui il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi sintetizza il fatto che il monitoraggio del Covid non solo non cala ma anzi aumenta, e in autunno per contrastarne un eventuale ritorno saranno messe in campo nuove armi. Il numero dei tamponi non cala, anzi, nella Marca superano tuttora i 2000 al giorno e dall'autunno l'ULSS 2 si sta attrezzando per poterne effettuare quotidianamente addirittura 3000 se il Covid si ripresenterà con l'aggressività di questa primavera. Ma se anche questo non avverrà, il potenziamento del laboratorio di microbiologia non sarà stato inutile. Lo affermano il direttore generale Francesco Benazzi e il responsabile della microbiologia Roberto Rigoli, alle prese con numeri comunque lampanti. Il Covid non circola più come prima, né come frequenza né come intensità. Se nell'ultima settimana di marzo su 3.198 tamponi i positivi erano risultati 446, la scorsa settimana su 10.000 tamponi, quindi 3 volte tanto, erano solo 5. Festeggiamo anche 100.000 tamponi più 1 in questo momento, per cui questo è il chiaro segno di continuare a fare cosa? Monitorare, fare tamponi per la popolazione nel momento in cui il medico di famiglia ci segnali il rischio appunto del Covid-19, monitorare i nostri dipendenti, i centri servizi, le case di riposo, un monitoraggio continuo e costante per tenere sotto controllo il virus e ovviamente evitare che si possano creare nuovi focolai. Migliaia di tamponi che con questi numeri di contagi si potranno eseguire a gruppi non più di 5 ma di 10, così da ridurne drasticamente tempi e costi. Inoltre alla microbiologia di Treviso sta arrivando un nuovo macchinario. Ci permetterà di produrre circa 1000 tamponi in più al giorno, per cui è un macchinario che ci aiuterà molto, è un macchinario che noi utilizzeremo anche per altre diagnostiche. Questa vicenda del Covid-19 ha accelerato dei cambiamenti nelle microbiologie che sarebbero avvenuti comunque. A Padova questa mattina si è svolto un flash mob degli infermieri che chiedono più diritti e stipendi adeguati. Palloncini rossi fatti volare in cielo dopo essere rimasti in silenzio, distanziati e con i volti coperti dalle mascherine. Anche a Padova, come in altre 30 città di tutta Italia, si è svolto il flash mob degli infermieri. Erano più di un centinaio quelli che hanno partecipato alla manifestazione davanti a Palazzo Moroni, mostrando cartelli e striscioni con le loro richieste. Sono stati in prima linea nella lotta al coronavirus. Ora vogliono il riconoscimento della specializzazione post laurea, equiparazione tra infermieri dipendenti pubblici e privati e il superamento del vincolo di esclusività. Un adeguamento dei salari e delle indennità in linea con quelli dei colleghi
europei, ovviamente in modo proporzionato al costo della vita. Ricordiamo che gli stipendi degli infermieri italiani sono veramente al penultimo posto in Europa. Durante il flash mob è passata lungo il listone la Presidente del Senato Casellati e il portavoce degli infermieri è riuscito ad intercettarla per chiedere di dar voce alle loro istanze. Senza di noi la sanità non esiste, Presidente, mi raccomando, porti la nostra parola in Senato, ci fidiamo di lei, Presidente. Limitare il rischio di contagio dal Covid è disponibile da oggi l'app Immuni. L'app Immuni da oggi sarà attiva su tutto il territorio nazionale. Dopo la sperimentazione in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, ora sarà dunque possibile usarla anche in Veneto. Servirà per tenere traccia di un eventuale incontro con persone positive al Covid-19 attraverso codici numerici anonimi. Nulla di obbligatorio, ogni passaggio è volontario. Una volta installata tramite Bluetooth, l'applicazione dialogherà con tutti gli smartphone abilitati. Sono già 2.200.000 gli italiani che avrebbero già scaricato l'applicazione nel proprio cellulare. Cosa ne pensano i vicentini? Vediamo se funziona, diciamo innanzitutto, prima di scaricarla vorrei appunto vedere un po' i pareri in giro, sapere se funziona. Se mi viene fuori sul telefono che c'è qualcuno di positivo accanto a me, devo sempre essere preoccupato, non capire chi è, perché ho sentito che c'è una distanza di 7 metri, quindi... In realtà devo ancora capire l'utilità e soprattutto se funziona. Se funziona ed è utile appunto per la comunità, allora sì. Ho qualche dubbio che il 70% degli italiani aderiscano, ma non tanto per il fatto dell'applicazione, che comunque ha la sua utilità, ma per il fatto che la maggior parte sono anziani e non c'è cultura ovviamente. Non è certo un sistema proprio identificativo per capire se le persone sono contagiate o meno. Credo che la sanità può agire anche diversamente. Per ora non l'ho ancora scaricata, però credo sia una cosa utile se si può tracciare meglio il virus nell'Italia. Beh, diciamo che secondo me o la usano tutti oppure sì, l'efficacia comunque è limitata, per quello che ne penso io, insomma. Sì. Poi vedremo. Ed ora ci spostiamo a Treviso e precisamente a Pederoba, dove nel primo pomeriggio di ieri una bomba d'acqua ha causato la discesa a valle di fango e detriti che hanno investito parte del paese. Oggi siamo tornati per la conta dei danni, ma soprattutto per sapere quando il Monfenera tornerà ad essere messo in sicurezza. Quando è che si interverrà sulle opere che adesso sono piene di terra? Ben che vada, ci vorranno almeno 2 o 3 anni. E questa è la stima del sindaco di Pederoba per rimettere in sicurezza il sistema idrogeologico del Monfenero dopo la bomba d'acqua di ieri pomeriggio. Tempi biblici per una comunità ancora più esposta a disastri ora che le opere di difesa realizzate negli anni dalla forestale sono di fatto inutilizzabili e gli interventi sono, secondo il sindaco, nelle mani della burocrazia. E una volta i servizi forestali gestivano direttamente queste situazioni, ora non lo possono più fare. Perché? Perché è stata creata questa Veneto Agricoltura nella quale ci sono i bracci armati con ruspe che possono intervenire immediatamente. Oggi non è più così, di conseguenza i tempi diventano biblici e noi rimaniamo con il cerino in mano. Intanto dopo il fango, oggi per Pederoba è il giorno della conta dei danni. Centinaia, migliaia di euro purtroppo. È una cosa indescrivibile ciò che è successo nel Monfenera. Come per questa azienda agricola dove in pochi minuti l'acqua ha devastato mezzo allevamento. Una valanga di fango che ha ricoperto l'aria dell'azienda e sul secondo è andata un po' peggio perché ha atterrato un po' di recinzioni del polame all'esterno e abbiamo perso un po' di capi annegati e altri dispersi. Da ieri pomeriggio c'è chi ha iniziato a spalare fango, portare fuori i mobili, lavare e pulire tutto. Fin qua era più o meno la riga. Sì. E qua dentro? Qualche centimetro. Mentre nel cortile c'era fango e... Ancora una volta la solidarietà ad emergere in questo mare di fango, come per il titolare del negozio di biciclette a ridosso del Ponte del Vento. Ma io avevo 6-7 persone extra, senza comandare, arrivati tutti, bravissimi. Ed è qui che acqua, fango e pietre hanno causato maggiori danni. Per secoli qui c'è stato un vero e proprio ponte che da una decina d'anni è stato sostituito con questa tubatura, evidentemente con cambiamenti climatici non più sufficiente. Non a caso chi vive e conosce il Monfenera commenta così quello che è successo ieri. Qua c'è una zona che si chiama Fossarel e Masarè e nei secoli, Masarè sono tutte le pietre bianche che arrivano dalla montagna, nei secoli arrivano, passano 20, 30, 40 anni, questa è la mia opinione. Ma prima o dopo
e la montagna non può passare per un tubo. Ed ora l'ex caserma Serena tra Treviso e Casier, dove la quarantena forzata crea ulteriori tensioni tra gli ospiti. L'ultimo episodio sabato notte. Intanto sui richiedenti asilo l'ULSS 2 valuta di effettuare un nuovo giro di tamponi. Ferito con un taglierino al culmine di una lite, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Vittima un 54enne pakistano ospite dell'ex caserma Serena di Dosson. A colpirlo sabato notte un altro richiedente asilo. I due avrebbero litigato per questioni religiose. Di certo l'isolamento forzato all'interno del centro contribuisce ad alimentare la tensione tra gli oltre 300 stranieri che ci vivono. Mentre la prefettura si prepara a prendere provvedimenti pesanti nei confronti dei responsabili delle proteste dei giorni scorsi, almeno 3 i soggetti che rischiano l'espulsione dal territorio, l'ULSS 2 sta valutando un secondo giro di tamponi prima della fine della quarantena prevista per domenica 21 giugno. Ne parleremo con Sua Eccellenza il Prefetto e i suoi collaboratori per valutare se si ritiene di fare un altro giro di tamponi per evidentemente verificare la negatività che già abbiamo trovato in 327 persone. I 2 positivi al Covid, operatore e ospite, rimangono in isolamento nel reparto di malattie infettive del Cafoncello. Tutte le cautele sono state prese, come aveva sollecitato anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Non vorremmo che succedesse più. Spero che in questi giorni ci sia una comunicazione forte e io sono quasi sempre presente con i mediatori per far capire che devono arrivare alla conclusione della quarantena e che si comportino bene perché hanno già fatto danni e dunque non vorrei che ce ne fossero altri. Ma la questione, ribadisce Carraretto rivolgendosi alle istituzioni, non finisce qui. Cercherò alle autorità di far capire che hanno un po' una spina sul fianco per non lasciare chiusa la cosa o abbandonarla o tenerla nei cassetti, ma cercare di in qualche modo trovare delle soluzioni perché questa caserma e questi ospiti abbiano nei confronti dei cittadini e viceversa una risoluzione. Giornata organizzativa nelle scuole superiori in vista del via alle prove orali degli esami di maturità mercoledì, da testare anche strumenti e procedure anti-Covid. Siamo stati al liceo Duca degli Abruzzi a Treviso. È un termoscanner all'ingresso per controllare la temperatura, sanificazioni per ogni aula adibita a colloquio e un sistema di percorsi che non produca interferenze con un accesso e uscite diverse. Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso, nel giorno in cui si riuniscono le commissioni, unico membro esterno il presidente, si mettono alla prova strumenti e procedure con cui da mercoledì, data di inizio degli esami di maturità, avranno a che fare anche gli studenti. Maturità che resterà impressa nella mente non solo dei ragazzi ma anche dei docenti, questa del 2020. Ci si ritrova tutti insieme a 4 mesi dallo stop delle lezioni in classe e dopo l'esperienza tutta nuova della didattica a distanza. Ingresso con la mascherina, misurazione elettronica della temperatura e dove non si può mantenere le distanze di sicurezza, barriere in plexiglass. L'aula con le barriere in plexiglass siamo stati un po' obbligati perché la riunione di plenaria prevede un numero di persone tra le 12 e le 13 persone, per cui è necessario garantire la totale sicurezza. Ogni istituto si organizza in base ai propri spazi, ferme restando le linee dettate da governo, regione e INAIL, ma al di là delle norme si è voluta garantire ai maturandi la possibilità di fare di persona l'esperienza umana, non solo scolastica, di quello che è un rito di passaggio generazionale. L'esame in presenza quest'anno, in un momento nel quale sì, l'Italia sta riaprendo ma con molte cautele, è una grande scommessa. Direi che è una scommessa anche di tenuta psicologica in primo luogo, di organizzazione delle scuole e credo che sia anche un po' predittivo sulla ripresa di settembre. Vediamo un pochino come funziona, come sta andando, ma noi ci auguriamo che vada tutto bene perché i ragazzi se lo meritano. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari e dopo aver intrattenuto oltre 700.000 spettatori virtuali con una stagione sul sofà, il Teatro Stabile del Veneto riparte dal vivo e all'aperto da oggi con 4 appuntamenti in simultanea nelle piazze di Padova, Treviso, Venezia e Verona. Lì dove vedete in questo momento è nel cortile di Palazzo Moroni a Padova. Fabio Sartor interpreta brani tratti dal Don Giovanni, dal teatro comico e da altre grandi opere in una serata evento di teatro e musica accompagnata dalle note di Bach suonate dal vivo da Francesco Martignone, primo violoncellista dell'Orchestra di Padova e del Veneto. E tutti gli eventi, lo vedete appena iniziato, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito ma con una prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Una festa del santo indimenticabile, quella vissuta sabato a Padova, le emozioni ed un bilancio della giornata con il rettore della Basilica, padre Oliviero. Questo è stato certamente il momento più bello, più forte per far sentire tra cielo e terra la presenza del nostro santo, e poi ecco, le autorità hanno permesso di poter raggiungere i luoghi della sofferenza in città. Anche questa è stata un'occasione anche molto commovente, anche personalmente, che mi ha molto colpito. È stata certamente anche questa una sorpresa, però ecco, la diretta televisiva io credo che in questo caso abbia mostrato tutta la sua qualità e la possibilità di intercettare anche chi non poteva muoversi per venire in Basilica. Buongiorno e ben ritrovati al Sagrato della Basilica del Santo a Padova. Il 13 giugno, buon Sant'Antonio a tutti. Guardate l'immagine che ha davvero dell'incredibile. È stato un 13 giugno particolare, quello del 2020, trasmesso da Rete Veneta integralmente. In cui viene nuovamente assicurata a bordo del velivolo. Resterà nella storia per il volo che la statua di Antonio ha fatto grazie all'elicottero dell'esercito sopra i luoghi simbolo dell'emergenza sanitaria. E proprio sopra la Basilica la benedizione di padre Oliviero Svanera e di Sant'Antonio. Che emozione! È ancora emozionato padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica, che a bordo dell'elicottero ha benedetto la provincia di Padova. 12.000 le presenze in Basilica, molte di più quelle raggiunte grazie anche alla nostra emittente. I contatti sono stati milioni, questo va detto, sono stati milioni, quindi qui tra le dirette televisive, via social, via streaming eccetera, parliamo di milioni di contatti di persone che comunque hanno partecipato alla festa del Santo, e questo è un grande orgoglio, anche se vogliamo dire per tutti. Una devozione che non ha confini, quella per Sant'Antonio. In un momento difficile per la città e per il mondo intero, la benedizione portata dai frati della Basilica ha emozionato e rinfrancato gli animi. Ecco, come la gente, penso ai luoghi che abbiamo visitato con l'elicottero, sentire i parroci, sentire la gente che attendeva l'arrivo del Santo e vedere la festa, vedere il grazie a Sant'Antonio, a Merlara, a Vo, a Campo San Piero, ecco, sentire sulle cupole del Santo che si respirava tutta la gente di Padova che con il volto in alto aspettava il Santo, e vedere nel pomeriggio, mentre portavo la statua agli ospedali, anche la gente inginocchiata, la gente che sorprendentemente si vedeva la statua nelle vie della città, mi ha fatto anche pensare che forse si possono anche immaginare modalità anche diverse, magari meno tradizionali. Paradossalmente questa pandemia può aver stuzzicato anche la fantasia, perché il Santo ha bisogno veramente di raggiungere tutti. Ed ora a Bassano tanti auguri da nonna Ida, che ha spento le sue prime 103 candeline. Ha spento oggi 103 candeline, un compleanno purtroppo non festeggiato con tutti i cari, ma lo stesso un gran traguardo per Ida Bandiera. Nonnina, originaria di Riese Pio X, ospita lo Sturm di Bassano. Attraverso Rete Veneta i 4 figli, i 7 nipoti, i 4 pronipoti hanno voluto mandarle gli auguri e farle sentire tutto il loro affetto. E noi ci uniamo a loro in un abbraccio virtuale a questa arzilla ultracentenaria.
Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera alle 21:15 la nostra trasmissione Ring, in studio Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, poi l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del PD, Enrico Cappelletti Movimento 5 Stelle, il senatore Massimo Candura, e alle 21:50 padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio. Questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Permane una certa instabilità sul nostro territorio. Martedì 16 giugno il tempo sarà ancora piuttosto variabile, ma vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' su tutti i settori. Al mattino avremo qualche piovasco sulle aree costiere e sui rilievi. Al pomeriggio rovesci, specie sulle aree montane e pedemontane della nostra regione, localmente saranno possibili fin verso le zone limitrofe. Temperature minime fino a 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo variabile anche qui con molte nubi e con qualche pioggia sui settori montuosi. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse, tuttavia saranno in cessazione durante la nottata. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci al prossimo aggiornamento.